anche un po' attardato. A voi palco. E riprendiamo la linea ricordando fra l'altro che Luigi Furlan è proprio il corridore che ha sostituito all'ultimo momento Moreno Argentini, quindi si è trovato quasi proiettato nel Giro d'Italia all'improvviso. I due grandi assenti della vigilia, diciamo anche del giorno della presentazione, sono stati appunto Moreno Argentini e Maurizio Fondris. Lo svizzero Joho è in questo momento in testa al gruppo e mi sembra appunto che l'intervento di Pietro Algeri abbia un po' confermato quella che era stata qui la sensazione che si era avuto prima immediatamente, diciamo, sul palco, e poi quello che era stato un pochino ieri il dopo corsa nei commenti e nelle varie analisi che venivano fatte. In effetti l'azione di Lecchi, parlando in casa del Tongo Colnago, lo striscione che indica l'ultimo chilometro. Eccolo là in fondo, ultimo chilometro. L'anno scorso la tappa di ieri è stato Brugna a transitare primo sotto lo striscione del traguardo dell'ultimo chilometro. C'è una speciale classifica. Ecco là i 4 uomini al comando, ultimo chilometro. Vedete la maglia ciclamino di Bontempi in quinta posizione. Ancora 100 metri di vantaggio per i 4 uomini al comando. Lo svizzero Joho, il danese Søresen, compagni di squadra Bombini e Bordonali. 8 secondi, un margine di vantaggio limitatissimo. Arrivano in volata. Ma Adorni. sai, non farmi mai queste domande al finale perché è difficile capirlo. Può anche essere, dipende da Bombini perché non ha mai tirato. Se Bombini è fresco da scattare, siccome, ma può essere anche la volata completa. Eccoli là, 100 metri, continua a diminuire il vantaggio del quartetto di testa. Siamo ormai al limite dei 700 metri. Joho, Bombini, Søresen e Bordonali non avrebbero fatto meglio i due dell'Ariostea a tentare gli scatti, cioè uno e l'altro a alternativamente cercare di andare via. Sì, però non è il problema. Ecco lo sprint, ecco Bombini sulla sinistra, ma è Joho che vince. Joho, Bombini, Bordonali e Søresen quarto, alza le braccia mentre è Bontempi su Van der Arden, Bartaux e poi ecco Jon Van, quindi ecco Girotto, Makler, poi ecco Wegerby, Giuliani, Masciarelli.